non è detto che poi debba accendere a tutti quanti come dicevamo prima. Però mi sono accorto che ci sono certe cose che gli davano una certa caratura, che mi piacevano, che mi sembravano che avessero un certo contenuto, però con il tempo, col maturare, forse con l'invecchiare, non lo so, dipende un po' dai punti di vista, mi sono accorto che non sono i lavori che cambiano, sia noi che si cambia, e perciò questo alla fin fine resta un tassello del mio lavoro, e se qualcuno poi sarà in grado di scoprirlo fra, non so, fra un anno o fra due, o non lo scoprirà mai, questa è un po' la licenza che hanno questi tipi di lavoro qua. Assolutamente, lo acquisto, magari oggi non lo capisco, lo tengo lì a decantare come si usa per tante cose, e lo riprendo in mano e lo comprendo. C'è una domanda. Scusate se si faccio una domanda, perché ovviamente io sono veneziano ma vivo all'estero, ed è veramente strepitoso pensare a tutto quello che i veneziani, i mezzini, ogni giorno cercano di fare, lamentandosi del fatto che Venezia è in decadenza. Penso che la lamentela, questo è il mio punto di vista, sia una cosa estremamente connessa con la pigrizia, ed è un grosso problema sociale questo, perché quando ci lamentiamo e non proponiamo una soluzione, una grande industria, quando ci sono dei manager e vedono un dipendente, una persona sotto di loro che va e presenta un qualcosa, un problema, ma non presenta una soluzione, non c'è efficienza. Io chiedo, sicuramente comprerò Orti, mi piace moltissimo il fatto che ci sia un riscaldare un problema che è la decadenza di Venezia, ma non solo, la decadenza di Roma, come ben detto, la decadenza di Firenze, la decadenza umana, la decadenza di questo pianeta che stiamo distruggendo ogni giorno e non ce ne rendiamo conto. Ovviamente la decadenza di un qualcosa che nasce da 200 anni, ma possiamo anche pensare alla decadenza che abbiamo da 4.000 anni con il rispetto che non c'è per la donna. Quindi stiamo parlando di un qualcosa che è l'umanità, è un grande mistake, è un grande problema. C'è una soluzione, c'è una proposta e c'è un qualcosa in questo Orti, o c'è solo una lamentela? No, non c'è una lamentela, guarda, è super neutro come lavoro. Io non ho messo nessun... Non può essere calcolato dal punto di vista della negatività. È un lavoro, guarda, tra l'altro parlavi della donna, e il personaggio principale di questo libro qui è proprio è un ibrido, in verità, non è una donna vera e propria, è un ibrido fra un arboreo e una donna. Ma è un'invenzione, e io come si può dire, un aspetto, una configurazione totemica, un archetipo. Io la Venezia che tu vedi così un po' distrutta e rasa al suolo, è solo una forma artistica, non c'è nessun messaggio propositivo nel bene o nel male, questa è un'invenzione, però a quello che dici tu, io ti do no al 100%, al 200% ti do ragione, però se ho fatto un lavoro del genere è proprio perché nel mio piccolo cerco di essere propositivo. Lo avrei fatto anche se aspetta, perché poi tra l'altro devo anche dire una cosa, per riuscire a portare in porto un'idea del genere devi anche scontrarti poi con l'editore, e credimi, gli editori sono un po' la catena tornasole di quest'epoca, che chiedono molto e non danno poco. Io ho avuto l'opportunità che Segni d'autore
in veste di, si chiama Carlo Bazzan, che è una grandissima persona, una bravissima persona, mi ha dato carta bianca, mi ha detto fai quello che vuoi. Io gli ho presentato l'idea e lui mi ha detto fai quello che vuoi. E io ho cercato di restare il più neutro possibile, cioè sono stato dalla parte dell'immaginazione, non sono stato dalla parte della politica, non sono stato dalla parte dei buoni, dei cattivi. Ci sono i personaggi positivi e negativi nella storia, ma io resto neutro. È il lettore che deve dare la sua interpretazione. Poi se uno ci vede qualcosa di politico, qualcosa di negativo o positivo, è la sua interpretazione che conta, non la mia. Io sono solo un mezzo.